Sembra essere finita la luna di miele del responsabile del movimento Mani Libere, Difesa Legalità e Ambiente, Giuseppe Di Rosa, verso l'amministrazione comunale di Agrigento. Eppure alle scorse elezioni Giuseppe Di Rosa era stato candidato nella lista che appoggiava il sindaco, denominata Facciamo Squadra, ottenendo 225 voti. Ogni giorno Giuseppe Di Rosa non fa mancare al sindaco la sua nota critica su disservizi del comune, su problematiche da risolvere, con conferenze stampa di denunce e continui ricorsi alla PEC inviati ai massimi livelli e responsabili istituzionali. Qualcosa evidentemente non è andato per il verso giusto, lo stesso lo dichiara in una sua nota stampa di qualche giorno fa, chiedendo di essere amministrati con trasparenza. Il problema del pluripiano di via Empedocle, le problematiche sulla Tari, la raccolta differenziata, solo per fare qualche esempio, e tra gli altri il problema sollevato da Di Rosa con un esposto per accertare se viene applicato il piano anticorruzione sulla rotazione del personale, sull'applicazione, sulla trasparenza e responsabilità del comune di Agrigento, sulle possibili situazioni di incompatibilità assoluta e sull'urgenza necessità della rotazione dei dirigenti. La missiva è stata inviata al Ministro degli Interni, al Presidente dell'ANAC, al Prefetto di Agrigento, all'Assessore alle autonomie locali della Regione siciliana Zambuto, al Segretario Generale del Comune di Agrigento. Ma sentiamo in merito la risposta del Sindaco. Ma la rotazione io l'ho fatta appena insediatomi, per quello che potevo fare. In che senso? C'era un dirigente che era comandante dei vigili urbani e l'ho sostituito con un altro dirigente. C'è un altro dirigente che aveva anche i servizi sociali e l'ho sostituito con un altro dirigente. Ora mi sono fermato lì perché loro sono solo in 3, quindi la prima rotazione immediatamente l'ho fatta appena iniziata, poi non l'ho più potuta fare perché purtroppo per poter avere anche altri dirigenti e quindi o dall'interno o dall'esterno, devo aver approvato il bilancio consuntivo del 2019. E così anche questo per far capire agli agrigentini che Franco Micciche sembra che si sia fermato. Era partito in quarta e si è fermato. Io ero partito in quarta per quelle risorse che avevo trovato. Nuove risorse non ne posso trovare perché avendo trovato il bilancio consuntivo del 2019 ancora da approvare, è stato approvato la settimana scorsa, e per ora al vaglio del revisore dei conti e andrà poi in consiglio comunale. Se dovesse venire approvato, allora potremmo finalmente iniziare a lavorare, tra virgolette, a rispendere quei soldi per il decoro urbano e anche a rimodulare i vari settori del comune e nominando i nuovi dirigenti.